Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia, i principali titoli della mattina. Lieto fine per il piccolo Mohamed Khalifa, il bambino di 10 anni scomparso da Santa Maria di Licodia nel Catanese, è stato infatti ritrovato nei pressi della chiesa di Santa Chiara a Palermo in buone condizioni di salute. È morto durante la notte uno dei due migranti trasportati mercoledì scorso dalla Ocean Viking all'ospedale di Agrigento. L'altro straniero, per cui si era resa necessaria l'evacuazione medica, si trova invece ricoverato in rianimazione all'ospedale Ingrassia di Palermo. E proprio nel capoluogo siciliano i finanzieri del comando provinciale hanno sottoposto a sequestro in due interventi distinti oltre 4.000 capi di abbigliamento contraffatti e riportanti segni mendaci, denunciati un cittadino palermitano e uno di etnia cinese. Il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, ha disposto la sospensione dal partito di Maurizio Croce, coinvolto in un'indagine su alcuni appalti a Messina. Il consigliere comunale ed ex candidato sindaco è stato arrestato ieri insieme ad altri due soggetti. Infine, anche a Catania protestano fonici, trascrittori e stenotipisti forensi che lavorano in appalto per il Ministero della Giustizia. Tra le preoccupazioni più forti ci sono quelle legate al mantenimento dei livelli occupazionali e salariali in vigore nell'appalto in scadenza. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.